Va in scena il Pietro Cangemi di Torre Grotta, l'11ª giornata del campionato Under 15 provinciale e noi amici della Wisport con le nostre telecamere siamo pronti a raccontarvi Città di Torre Grotta contro Messina 2006, la formazione di mister Santi Cannistrato con la vittoria stradipante per 12-0 contro il Reale Ritiro e a 10 punti in classifica, uno in più dei ragazzi di mister Francesco Cannistraci, il Messina 2006 che ha pareggiato per 1-1 contro il Gesca nell'ultima settimana. Andiamo a guardare i 22 che scenderanno in campo grazie all'ausilio delle nostre grafiche. L'11 scelto da mister Cannistra che vede Felice, Lenzi, Nastasi, Venuto, Arizzi, Arigò, Caselli, De Marco, Scattareggia, Grillo e Gambino. Maglia bianca, inserti rosso-blu per quanto riguarda il Città di Torre Grotta, maglia nera, inserti giallo-rossi con pantaloncini rossi e calzettoni rossi per il Messina 2006. Prima chance per il Torre Grotta subito con Caselli che dopo un minuto manda alto sopra la traversa, c'è un calcio munizione dall'altra parte per il Messina 2006, il pallone viene deviato dal portiere, arriva il tapin vincente da parte di Signorino. Il Messina 2006 dunque in vantaggio quando siamo arrivati al terzo minuto di gioco. Ha trovato il gol Signorino approfittando di una corta respinta da parte di Felice Rocco. Ancora un Messina 2006 arremmante in avanti, il tentativo da parte di Maretta e allora arriva il gol del 2-0 della formazione di mister Cannistraci. Non è perfetto l'estremo difensore del Città di Torre Grotta in questo caso e arriva il raddoppio ospite. Stavolta è stato Marretta a trovare la via della rete con un destro dalla distanza, reazione immediata del Città di Torre Grotta al 14esimo con il pallone in avanti verso Caselli e Tuberto con il portiere Caselli lento e flebile il suo mancino e però il preludio al gol perché dalla destra arriva il cross giusto, poco dopo il tentativo in area di rigore di girata ancora di Caselli ed è 1-2, tutto riaperto al Pietro Cangemi di Torre Grotta grazie al numero 7 di mister Cannistra che al 15esimo trova il gol dell'1-2. Proprio il Città di Torre Grotta che adesso ci crede, è galvanizzato dal gol che ha riaperto la partita. Cross dentro, ancora in area di rigore, un po' di confusione alla fine del colpo di testa che libera Caselli che si gira col destro, doppietta di Caselli, ancora lui, 2-2, già 4 gol nel giro di 18 minuti al Pietro Cangemi di Torre Grotta. La doppietta dell'attaccante di mister Cannistra che rimette le cose a posto, dall'altra parte però non si arrende il Messina 2006 con il tentativo di Galletta. Il mancino finisce alto sopra la traversa, 28esimo, c'è un calcio d'angolo, una deviazione dell'autogol sfortunoso da parte del Messina 2006 che porta in vantaggio per la prima volta in partita il Città di Torre Grotta proprio allo scadere della prima frazione. Poi arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara Cristiano Argento che manda le due squadre al riposo. È successo di tutto al Pietro Cangemi di Torre Grotta, prima il doppio vantaggio del Messina 2006 con Signorino e Marretta, poi la doppietta di Caselli a rimettere tutto a posto per il Città di Torre Grotta e poi l'autogol che porta adesso avanti i ragazzi di mister Cannistra. C'è un cambio, esce Venuto, dentro Arnaud, questa la mossa di mister Santi Cannistra. Un minuto più tardi è proprio la formazione del Torre Grotta a provarci la conclusione dalla distanza da parte di Scattareggia al nono, invece il Messina 2006 che cerca la conclusione dalla distanza, il pallone però finisce fuori. 11esimo e ancora il Città di Torre Grotta a provarci con Gambino al limite dell'area del suo destro e facile preda dell'estremo difensore Venuto. Di 4 minuti più tardi una grande galoppata da parte di Caselli, ancora Caselli, entra in area di rigore Caselli, va col destro Caselli ed è tripletta per Caselli, ancora in gol il Torre Grotta, il gol che vale il 4-2, prova a chiudere la partita e sembra esserci riuscita la formazione di mister Cannistra. Il Messina 2006 però mette ancora una volta il naso fuori, ci prova Marretta, non riesce a trovare il gol, poi un calcio munizione al 21esimo e il solito Marretta a cercare il palo alla destra del portiere, non riesce però a trovare il gol. Ancora un calcio di punizione, stavolta è D'Angelo che cerca il destro a giro. Riesce Felice Rocco a riscattarsi dopo l'errore sul secondo gol del Messina 2006 e continua ad attaccare destro potente, traversa per la formazione del Messina 2006 con Galletta. 3 minuti più tardi ancora un calcio di punizione, il pallone gira ma manda alto Marretta. Cambio per il Città di Torre Grotta, esce De Marco ed entra Arena al 31esimo. Poco dopo c'è ancora una volta il Messina 2006 in avanti con la conclusione da parte di Russo, il pallone si alza, Felice Rocco può soltanto deviarla ed è 4-3 al 33esimo, a 2 dalla fine delle ostilità. Prova ancora una volta il Messina 2006 a rimettersi in partita con il gol da parte di Russo.
a -1 dalla formazione di Mister Cannistra, quella di Mister Cannistraci, ma di lì a poco arriverà anche il triplice fischio da parte del direttore di gara Cristiano Argento, che manda le due squadre definitivamente negli spogliatoi. Vince per 4-3 il Città di Torre Grotta, che arriva a 13 punti in classifica, arrivando a +4 sul Messia 2006, che perde e resta a quota 9. Un cordiale saluto amici della Wii Sport e alla prossima.